in collaborazione con AgriBanking, il tuo partner di filiera. Nella puntata di questa settimana, 36esima edizione per Sana, diventato Sana Food, con un occhio di riguardo al mondo dell'alimentazione fuori casa. A che punto è l'iter per l'ottenimento dell'indicazione geografica protetta dell'olio dei colli bolognesi? Ne parleremo in questa puntata. Inoltre siamo in periodo di semine di cereali primaverili, ci occuperemo di questo, guardiamo quali sono le scelte degli agricoltori in base al clima ma anche e soprattutto all'andamento di mercato. 36esima edizione e nuovo format per Sana, che da quest'anno si sdoppia. Sana Beauty, dedicata al mondo della bellezza, che si terrà a marzo insieme a Cosmoprof, e Sana Food, dedicata al mondo dell'alimentazione, in pieno svolgimento qui al quartiere fieristico di Bologna. Tra l'altro il quartiere nelle stesse giornate ospita anche Slow Wine, la fiera internazionale del vino buono, pulito e giusto. Due mondi molto vicini che condividono valori, filosofia e, aspetto non secondario per gli espositori, visitatori specializzati del mondo Horeca, perché questa è proprio una delle caratteristiche del salone, guardare anche a nuove frontiere, in particolare quella dei consumi fuori casa, dove pare spazio per crescere, ma sentiremo. Nuovo corso con Sana Food e un occhio di riguardo al mondo dell'Horeca, dei consumi fuori casa, senza però dimenticare quelle che sono le radici, il biologico, il biodinamico. Maria Grazia Mamuccini, allora si guarda avanti senza dimenticare quelli che sono i valori dai quali è nato Sana. No, anzi, questi valori vogliamo assolutamente rafforzarli, perché Sana Food è la 36esima edizione di Sana e la prima di Sana Food è insieme a Slow Wine Fair, cioè l'obiettivo è rafforzare vino e cibo buono, pulito e giusto, dove è evidente, perché il 70% delle aziende di Slow Wine Fair sono bio, il Sana è bio e quindi la punta più avanzata del buono, pulito e giusto è il biologico e il biodinamico, quindi una riconferma dei valori di riferimento, ma anche una differenziazione dei mercati. Sempre di più è chiaro che la grande distribuzione diventa un elemento fondamentale per le vendite bio, che crescono proprio anche nella grande distribuzione, ma il canale Horeca è un altro sviluppo commerciale molto importante, perché può aiutare, io penso, ristorazione, esercizi commerciali possono essere proprio ambasciatori del vini e del cibo biologico. Oggi in questo contesto ovviamente vengono presentati anche quelli che sono i dati del settore biologico. Allora, come sta questo comparto? L'Italia è sempre stata leader anche in Europa, lo siamo ancora? Sì, assolutamente sì, in termini di superficie coltivata biologico siamo quasi al doppio della media europea, 19,8, quindi intorno al 20%, la media europea è intorno al 10%, quindi il numero di operatori è il più alto a livello europeo, quindi leader in assoluto. Crescono anche i consumi e questo è molto importante, perché diciamo il consumo, il mercato interno cresce del 5,7%. L'export cresce del 7%, confermando sempre di più l'unione tra diciamo, l'origine della materia prima, la distintività, quindi i prodotti a denominazione di origine, uniti alla sostenibilità del bio, danno ancora maggior forza al settore. Si può fare di più, perché noi siamo leader nella produzione,
ma sul mercato veniamo dopo molti altri paesi. Siamo al 13° posto. Per raggiungere i livelli anche di paesi come la Germania, la Francia, ma gli Stati Uniti, dobbiamo lavorare ancora molto sui consumi pro capite di bio e questo deve essere un impegno importante per il futuro. Stiamo andando avanti col piano d'azione sul biologico, adesso stiamo aspettando, uscirà credo rapidamente il marchio del Made in Italy Bio e quello sarà un ulteriore strumento per rafforzare le vendite di biologico. Silvia Zuccone di Nomisma, qui a Sana Food, presentati quelli che sono i numeri del biologico, qual è la fotografia che ne esce? La fotografia per il 2024 è senz'altro positiva, cresce il mercato interno ma cresce anche l'export. Questo è un risultato, testimonianza del riconoscimento del consumatore italiano nei confronti del biologico, un consumatore che chiede sicurezza e benessere quando va a tavola e il biologico rappresenta una certezza in questo senso. La crescita riguarda trasversalmente il consumo in casa e anche il consumo fuori casa, 6,5 miliardi complessive le vendite. Crescono anche le esportazioni di prodotto bio, significa che il consumatore internazionale, sempre interessato dalla richiesta di benessere, vede nel prodotto italiano e nel biologico una rappresentazione di quella che è la qualità. Biologico, Made in Italy sono senz'altro un binomio di forte interesse sui mercati internazionali. Quello che è certo è che c'è un'area di enorme ulteriore potenziale di crescita sia sul mercato interno che sui mercati internazionali. Se penso ai mercati internazionali, la quota di consumi pro capite in Italia è circa 66 euro a persona, in Francia e in Germania siamo quasi vicini ai 200 euro. Cosa significa? Significa che l'affermazione di questa categoria di prodotto può ulteriormente trovare riconoscimento sia sul mercato interno che su quelli internazionali. Abbiamo sentito i numeri del biologico, numeri positivi, ampi spazi di crescita, ma per il mondo dell'agricoltura, per le aziende agricole, il biologico che opportunità offre? Cristiano Fini, Presidente nazionale C Agricoltori Italiani. Sono ancora numeri molto positivi quelli per il biologico, sia a livello di superficie, cioè di produzione, che a livello anche di commercializzazione di prodotti bio. È chiaro che questo è un settore ancora trainante, è una eccellenza per l'agroalimentare italiana sia dal punto di vista del consumo interno ma anche e soprattutto dal punto di vista dell'export. Quindi è un settore da sostenere ancora di più di prima. Quando parlo di sostegno mi riferisco a politiche volte a divulgare maggiormente e comunicare anche di più l'importanza della produzione biologica, una produzione che dal punto di vista della sostenibilità nulla ha da invidiare a nient'altro, quindi noi dobbiamo continuare a sostenerla sia dal punto di vista della sostenibilità ambientale, perché è la produzione per eccellenza che tutela maggiormente il nostro ambiente, ma anche dal punto di vista appunto dell'alimentazione, quindi cibi biologici, cibi di qualità e cibi anche che fanno bene al nostro organismo, quindi dobbiamo continuare a sostenerlo, comunicare di più, comunicare meglio anche verso il consumatore e cercare anche di stanziare risorse adeguate ovviamente per poter sostenere i produttori e sostenere anche la trasformazione. C'è un confronto al momento con quello che è il governo nazionale, con l'Europa, per portare avanti strategie particolari per questo settore? Sicuramente c'è una politica europea che deve incentivare maggiormente la produzione biologica e anche il consumo, ma c'è anche un piano d'azione nazionale che deve decollare. Oggi come oggi purtroppo non è ancora iniziata la vera azione di questo piano, quindi dobbiamo cercare di accelerare i tempi per far sì che i produttori possano beneficiare sia delle politiche che delle risorse a livello nazionale. A livello europeo ovviamente questo è un settore strategico definito anche all'interno dell'attuale PAC, ma sappiamo già che anche per quel che riguarda la futura programmazione, cioè dal 2027 in poi, sicuramente avrà un ruolo determinante proprio per le sue
peculiarità, ovvero il fatto che dal punto di vista della sostenibilità ambientale dell'agricoltura è un'eccellenza. CIA Agricoltori Italiani è una collettiva di aziende che partono dal Piemonte e arrivano alla Sicilia. Giuseppe De Noia è presidente nazionale di Anabio. Insomma, allora qual è la fotografia dello spaccato del biologico che possiamo cogliere anche in questa presenza? Beh, la fotografia è una fotografia che si fa sempre più interessante, di anno in anno diventa sempre più interessante. Il settore biologico è in forte crescita e questo viene evidenziato anche dai dati appena presentati. Ovviamente CIA Agricoltori Italiani ed AnabioCIA, l'associazione che rappresenta tutti i produttori biologici di CIA Agricoltori Italiani, ha portato una grossa rappresentanza dei nostri produttori, perché riteniamo che le politiche agricole che riguardano il settore biologico debbano essere ribaltate necessariamente verso le aziende agricole e soprattutto sui territori, in modo tale da far crescere i territori, da far crescere le nostre aziende agricole, di portare il maggior valore aggiunto e quindi il reddito alle aziende agricole per poter andare avanti e svolgere il ruolo multifunzionale anche di sostenibilità, di salvaguardia, di tutela e di valorizzazione del territorio, perché l'agricoltura biologica non è, e se ne siamo fermamente convinti, che non è soltanto produrre cibi salubri, ma anche salvaguardare e tutelare i territori e attraverso l'agricoltura biologica anche e soprattutto valorizzare le aree interne del nostro territorio.